Buongiorno cari amici, benvenuti a una a live del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un caso che avevo visto da piccolino, quando io ero piccolino, avevo 7 anni. Ho visto un caso che era impressionante. Chiaramente io ho 7 anni e mezzo, io non riuscivo bene a capire le dinamiche in quel periodo, però mi ha fatto capire che alcune volte pensare male, come diceva Zio Giulio, si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Qualcosa che riguarda più che altro, o questa storia è qualcosa che riguarda non chiaramente Marietto, ma una storia che ho vissuto molto da vicino, che ho visto, perché erano persone del paese in cui in quel periodo abitavo, no? E la storia quindi si fa circa 50 anni fa. E parte da tre sorelle tutte e tre bionde, poi tra l'altro, del sud Italia, che erano venute al nord a lavorare, a trovare fortuna. Queste sorelle erano molto unite, anzi più che tre sorelle erano due sorelle e una figlia, però sembravano tre sorelle, no? E anzi no, scusate, erano proprio tre sorelle più una figlia, cioè erano quattro in totale. Quindi la storia nasce da queste quattro persone. Queste quattro persone non avevano ben capito che il mondo lo comanda l'eterico. Cioè, chi è nel settore dell'esoterismo sa che il mondo lo comanda l'eterico, ma queste persone non avevano ben messo a fuoco questa cosa. E cosa succedeva in questo paese? Queste persone qui erano anche un pochettino bugiardelle, nel senso che erano prepotenti, erano sicuramente delle belle donne, 50 anni fa, ma erano un po' prepotenti e anche un po' bugiarde. E quindi era capitato più di una volta che magari i loro figli avevano combinato qualche disastro di più, e forse perché andavano anche assieme a gente altalocata, forse perché erano abituati a dire bugie, insomma ogni volta che si iniziava un processo, queste sorelle qua continuavano a dire una bugia dietro l'altra, e chiaramente i processi li vincevano. E la cosa, insomma, dava un po' fastidio, però sembravano quasi intoccabili, anche perché andavano magari assieme, convivevano, avevano dei rapporti intimi con persone importanti del paese. Ma cosa è successo? È successo che un giorno, un bambino, con la mamma, cioè un altro bambino non dico litigato, ma hanno avuto un contrasto con uno dei loro figli, no? E è successo che queste tre donne e la mamma di questo bambino è andato a dirgli qualcosa al loro bambino, di queste quattro donne, no? Di una di queste quattro donne. Fatto cosa succede? Succede che poi queste quattro donne, e sto parlando di 50 anni fa, prendono questa donna fuori dalla scuola, in un angolo dove non vedeva nessuno, e l'hanno massacrata di botte. mm. Quindi quattro donne contro una l'hanno massacrata di botte, no? Quasi che doveva andare all'ospedale. Al che il marito di questa donna che era stata massacrata di botte ingiustamente, perché poi in paese la suora aveva chiamato questo ragazzo di queste quattro donne e gli aveva fatto dire la verità. Infatti questo ragazzo si era inventato tutto, e queste quattro donne avevano picchiato ingiustamente una donna. E cosa è successo? È successo che il marito, no, della donna che era stata picchiata, andò a parlare con delle persone e gli chiese se era giusto che doveva entrare in una causa legale, perché il danno era immenso. Insomma, l'avevano lasciata lì quasi in coma questa signora, questa moglie, no? E il marito aveva la forza, sia fisica che anche finanziaria, per affrontare una guerra, ma queste persone con cui lui era andato a parlare gli dissero che ormai quelle quattro donne anche in un processo avrebbero mentito, e quindi la cosa sarebbe andata purtroppo non a buon fine. Al che, finito l'anno scolastico, perché la faccenda era avvenuta durante l'anno scolastico, il marito e questa signora che era stata picchiata
andarono in un paesino in montagna in Emilia-Romagna. Allora, su questo paesino andarono a parlare con una signora sugli 80 anni, no? Questa signora sugli 80 anni tirò fuori una un piatto fondo, ci mise dell'acqua e mise poi dell'olio, delle gocce dell'olio. E vide un po' come sarebbe andata a finire la partita, no? E gli disse a questa donna, praticamente, che era stata picchiata e massacrata. Questa donna non cercava la vendetta, cercava la giustizia. Gli disse di stare tranquilla che le cose sarebbero andate a posto nel modo giusto, perché ogni tanto la giustizia divina paga. Morale della favola, dopo 3 anni non era ancora successo niente. Questa famiglia allora va su ancora queste montagne dell'Emilia Romagna, trova ancora vecchietta che c'era ancora, rifanno il lavoro e questa vecchietta dice: Guarda, stai tranquillo, ormai il lavoro è stato fatto e la cosa andrà in porto. Il problema è che, anche se erano passati 3 anni, il lavoro era stato lanciato e quando si lancia una cosa, gli effetti, quando arrivano, alcune volte sono veramente importanti. Adesso la stringo il racconto. Io poi seguivo la cosa per sentito dire, però poi ho visto proprio con i miei occhi come è andata a finire. Morale della favola, cosa è successo? Il tempo passa, queste persone invecchiano, il ragazzino che aveva detto la bugia per far picchiare quella donna ne aveva fatte altre, ne aveva fatte tantissime altre di cose brutte. Morale della favola, a 18 anni muore questo bambino cattivo che continuava a fare disastri ma sempre protetto. E la cosa potrebbe dire, beh, visto l'accaduto, visto il danno importante che avevano fatto queste 4 donne, perché queste 4 donne poi non si erano fermate lì, avevano fatto disastri con tutti, no? E facevano un po' paura in quel paese lì. E questo ragazzo qui muore. Il problema è che quella vecchiettina in montagna si era tolta i guanti bianchi perché aveva visto che queste 4 persone erano veramente persone cattive. mm. Queste 4 donne erano veramente perfide, cattive. E questa vecchiettina qui si è tolta i guanti bianchi perché quando la figlia che faceva parte di queste 4 donne, ha avuto un figlio, a 26 anni, questo figlio qui è morto. Così era in moto, si è fermato, si è casciato giù, è morto. Perché vi faccio questo racconto? Perché, per spiegarvi che alcune volte quando vengono lanciate delle operazioni magiche, passa il tempo, ma alla fine arriva il conto. Quindi alcune volte nella vita bisogna rendersi conto che quando viene lanciata un'operazione, no, se ha tutti i parametri giusti ed è fatta in modo corretto e se è nella giustizia di Dio, poi quando arriva quello che deve arrivare, chiaramente quando arriva il conto, ci si rende conto che di pranzi gratuiti in questo mondo non ce n'è. Se uno semina, raccoglie. E questa vecchietta è stata praticamente una persona che era a 450 km distante da quel fatto, ha portato la giustizia divina in terra. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.